ho letto che Stefani si pone in continuità. Ecco, io ritengo che invece il Veneto abbia bisogno di un cambiamento. Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra, si trova finalmente davanti un rivale in carne e ossa e non più solamente un nome, sebbene la scelta di Alberto Stefani costituisca una conferma più che una sorpresa. A poche ore dall'annuncio, i due si trovano subito a confronto sul tema dei temi sanità e sociale da affrontare senza polemiche, dice Manildo, e senza tifoserie. Ai due candidati vengono sottoposti i bisogni del sistema sociosanitario dei prossimi 5 anni. Una diagnosi che indica delle criticità, indica un fabbisogno di 30 milioni per il passato e per il futuro molto più alto. L'impegno concreto è che queste risorse debbano essere assolutamente trovate. Manildo predica fair play e concretezza su questo fronte, non risparmiando però alla coalizione rivale l'ennesima frecciata sui tempi e i modi in cui è stato scelto il candidato presidente. Le logiche sono state la negazione dell'autonomia, è stata chiaramente una decisione romana, però finalmente anche per il rispetto dei veneti si incomincia a parlare di temi, a confrontarci. La decisione calata dall'alto dai palazzi romani a cui il centrodestra veneto ha dovuto sottostare è il tema che riprende anche il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, parlando di accordo spartitorio per arrivare al quale dice è servito un pellegrinaggio tra Roma, le Marche e la Calabria alla faccia dell'autonomia. Come se a loro dei problemi del Veneto non interessasse nulla. Noi invece da tempo con il nostro candidato Giovanni Manildo e con la nostra coalizione abbiamo messo al centro i temi della sanità, del lavoro, dei giovani, e cioè le grandi questioni su cui è necessario produrre una svolta per la nostra regione. La montagna ha finalmente partorito il topolino dopo mesi di tira e molla, rincara Andrea Zanoni di Alleanza Verdi Sinistra, che incalza subito Stefani sul programma. Io sono curioso di capire cosa ne pensa Stefani della centrale nucleare in Veneto, di come risolvere il buco gravissimo, pesantissimo della superstrada pedemontana veneta, la questione delle liste d'attesa e il fatto che 500.000 di veneti sono senza medico di medicina generale. Per Manildo, che ipotizza in caso di vittoria la costituzione di un assessorato alla partecipazione per riaprire la regione ai cittadini, saranno sanità e consumo del territorio i campi in cui si concentrerà il confronto con l'avversario. La politica del lasciar fare, la politica di non avere una regione più regista, più capace di prendere delle opportunità, penso che questo sia il vero tema, quindi avremo un confronto sulle proposte concrete.